come cambia la professione di infermiere. Sigla. I miei graditi ospiti sono Fabio Castellan, presidente del collegio IPASVI, che è il collegio degli infermieri della provincia di Padova, e Fabio Mazzucato, presidente di Veneto e Salute, che è un'associazione culturale di infermieri che promuovono la cultura sanitaria e la salute a Padova e anche oltre la provincia di Padova. Allora, Fabio Castellan, grazie di essere qui. L'infermiere ormai non è più mero esecutore di ordini sanitari come una volta, ma è un vero e proprio operatore sanitario con i suoi doveri e con anche riconosciuti determinati incarichi dirigenziali anche, e alla pari con tutti quelli che lavorano nella sanità, con i suoi obblighi e le sue mansioni, che non sono più solo mansioni esecutive. Certo. Ecco, ci vuole per cortesia spiegare un po' cosa è cambiato e perché e qual è la proiezione della professione dell'infermiere? Sì, oggi parlare di infermieristica significa fare un discorso un po' complesso, nel senso che nasce un po' da una struttura demografica e sociale che sta cambiando anche nella popolazione. Abbiamo un carattere, due questioni principali. La prima questione è prevalentemente di carattere demografico. Abbiamo un aumento della vita media, abbiamo una popolazione che sta invecchiando, tutti fortunatamente vivremo di più, quindi abbiamo le statistiche dalla nostra parte dal punto di vista della vita e quindi delle aspettative di vita. Peggiori però saranno le condizioni di salute, perché vivendo di più significa anche andare incontro a più patologie croniche degenerative. Se pensiamo che ogni persona oggi che ha più di 85 anni ha una patologia cronica degenerativa, anche più di una, anche 3 patologie croniche degenerative. Dati della Regione Veneto ci dicono che la disabilità, la fragilità oggi rappresenta una sfida per il sistema sanitario nazionale. In questo sistema che sta cambiando, quindi questo carattere epidemiologico demografico, ha trovato un riscontro e delle risposte all'interno dei servizi, e quindi tutte le regioni a livello nazionale hanno trovato e tentato di dare delle risposte, quindi centrando i servizi non più all'interno dell'area ospedaliera ma nell'area territoriale. Io parto un po' da lontano, perché per capire l'evoluzione della professione bisogna anche capire come sta andando il sistema salute e servizi. Quindi bisogno epidemiologia, demografia, servizi e geografia dei servizi che sta cambiando. Le regioni d'Italia, molte regioni hanno cambiato la geografia dei servizi. Possiamo considerare la Toscana, che ha ridotto le aziende sanitarie a 3 aziende, la Lombardia sta rivedendo totalmente il sistema sanitario regionale, il Veneto ha fatto una scelta, la scelta di implementare 9 aziende sanitarie più 2 aziende ospedaliere, ha implementato il modello Hub and Spoke, che significa un ospedale centrale con ospedali di periferia, proprio per andare incontro a questa esigenza epidemiologica demografica della popolazione. In questo entra la professione infermieristica. Perché entra e può entrare? Qual è la potenzialità e l'utilità che può avere una competenza infermieristica in questo panorama? La patologia cronica degenerativa si sa e si conosce benissimo che per dare risposte alle persone con patologie croniche bisogna educare la famiglia, bisogna essere lì presenti per metterli nelle condizioni migliori di adattare
il proprio stile di vita alle nuove condizioni patologiche, e quindi in questo caso entra l'infermieristica come competenza educativa e anche di prestazione di servizi nel territorio. I codici bianchi, ad esempio, sono una delle problematiche imminenti. Vediamo file al pronto soccorso. Oggi c'è una sperimentazione anche nella stessa azienda ospedaliera di Padova di implementazione di gestione dei codici bianchi a gestione infermieristica, quindi delle classi di pazienti che possono essere gestiti da personale infermieristico. Ci sono già delle sperimentazioni in altre regioni, sperimentazioni che hanno dato degli ottimi risultati in termini di servizio alla cittadinanza, quindi hanno ridotto le liste d'attesa e hanno permesso alle persone di rimanere nel proprio domicilio. Oggi abbiamo anche e consideriamo che l'ambiente ospedaliero non è più l'ambiente ottimale delle cure. Oggi l'ambiente ottimale, soprattutto per le patologie croniche degenerative, è l'ambiente domiciliare. Non possiamo ospedalizzare tutti, ovviamente, perché questa è anche una spesa, è anche un bisogno di sostenibilità, e sostenibilità significa equità di distribuzione delle cure alla persona. Sostenibile significa anche impiegare le risorse giustamente alla popolazione. Nel video qui vediamo ad esempio il modello scelto dalla Regione Veneto per il modello Hub and Spoke, quindi questo è il video. Dopo avevo portato anche delle altre slide che spiegano proprio il passaggio da un'assistenza centrata nell'ospedale verso un'assistenza centrata nell'area territoriale. Quindi io credo che oggi la vera sfida del sistema sanitario sia quella di implementare nuove competenze all'interno di una filiera di percorsi che non possono più essere gestiti all'interno degli ospedali, anche se conosciamo bene che le competenze sono all'interno degli ospedali. Anche per una agilità gestionale, cioè, ma non si può pensare di avere il medico specialista di quella particolare patologia a domicilio tutte le volte. Una volta che il paziente sia già conosciuto, stabilizzato, si sa già qual è la sua patologia cronica, l'infermiere può essere reso autonomo, idoneo per gestire le competenze e le necessità nell'ambito di quel tipo di patologia, il protocollo cosiddetto. Oggi infatti la vera sfida è, allora, abbiamo capito che l'ospedale dà una risposta, abbiamo capito che la Regione ha fatto un grosso sforzo di riorganizzazione del sistema della geografia. La vera sfida oggi è quella di tramandare ai professionisti in modo multidisciplinare e avere anche il personale a domicilio. Competenze idonee per gestire i casi che ci sono nel domicilio. Allora c'è una sperimentazione che mi pare stia andando avanti, per esempio addirittura sul protocollo il 118 della regione Emilia-Romagna, per esempio Bologna, l'ospedale maggiore, diretto abilmente il 118 dal dottor Gordini, di cui mi pregio di essere un grande amico. Gordini per esempio ha organizzato gli infermieri nell'emergenza per dare delle risposte specifiche. Non si possono avere 100 medici, però per fortuna gli infermieri sono in numero sufficiente e quando ben preparati su protocolli possono gestire le cose che devono poter gestire. Siamo tutti collegati poi via radio, via telefono, insomma diventa una cosa più moderna. Bene ha fatto la Regione Veneto, ma adesso voi avete l'autorizzazione a preparare il personale in questo genere, in questo senso? Allora, la visione che ha l'ordine professionale infermieristico è quella di creare un sistema di competenze, quindi creare delle persone, dei professionisti in grado di gestire determinate. Quindi lei sta collaborando con l'università per fare i corsi specialistici, in pratica? Con il Ministero, con la Federazione Nazionale, per creare proprio Allora lo vogliamo dire ai giovani, scegliete pure di fare gli infermieri, non fate quella professione che era delle nonne o delle zie di una volta, è una professione totalmente diversa, è molto tecnicizzata, è molto responsabilizzata e darà molte soddisfazioni tecnico-professionali a chi vuole farla ad un certo livello. Certo, sicuramente sì. Ovviamente ci sono degli step formativi che sono oltre la laurea. Sì, noi come step formativo, oltre alla laurea triennale, c'è i 2 anni, quindi la laurea magistrale specialistica, l'indirizzo organizzativo, formativo, altro indirizzo clinico, quindi
questo sviluppo professionale che si manifesta con master di secondo livello, dottorati di ricerca, master, eccetera. E come bellissimo. tutte le professioni ordinamentali. È una bellissima professione. Io adesso mi rivolgo un attimo a Fabio Mazzucato perché poi il tempo scorre. Fabio Mazzucato è presidente di Veneto Salute. Lui ha avuto l'intuizione di riunire in questa associazione di volontariato per la promozione alla salute un po' di colleghi. Sì, e non solo colleghi. E non solo colleghi, ci sono anche medici anche dentro, eccetera. Ecco, questa associazione di Veneto Salute ovviamente è in prima linea nel sostenere il collegio e nel sostenere le nuove linee di sviluppo della professione infermieristica. Come la vivete voi? Come sentite poi nel contatto con il pubblico, nelle vostre manifestazioni culturali, la risposta della gente? È pronta la gente a vedere l'infermiere come un vero operatore sanitario, non un esecutore e basta? Sì, stiamo maturando ovviamente negli ultimi anni, le persone cominciano a riconoscere la professione infermieristica come professione. C'è ancora un po' da lavorarci perché quando succede qualcosa che non è da parte di una persona che non è un medico, sì, dicono l'infermiere anche se è un'altra figura professionale. Sì. Quindi è un po' la società che deve evolversi anche in questo. Devono capire che medico e infermiere sono l'espressione della risposta anche della politica all'organizzazione sanitaria. E poi come professioni sanitarie ne abbiamo anche molte altre, il logopedista, il fisioterapista, esatto, il tecnico odometrista. Il laboratorio, tante cose. Infatti come Veneto e Salute, che è l'associazione di promozione sociale, abbiamo raggruppato i nostri iscritti, fanno parte delle professioni sanitarie. Sì. Abbiamo anche recentemente fatto un incontro in partnership con il collegio PASVI di Padova, sì, e abbiamo invitato il direttore generale dell'azienda USL 6, dell'azienda neonata, dottor Scibetta, che sarà presto in questa trasmissione. È stato un incontro molto interessante perché è stato modo di sviluppare un dibattito sulle professioni sanitarie e sulla potenzialità che dà questa nuova azienda, questa nuova riorganizzazione della sanità veneta per i cittadini. Io so che il dottor Scibetta crede molto nella organizzazione per competenze e per qualità di cure, come state offrendo dal punto di vista come collegio, no? Sì. Sì, infatti con il collegio c'è un grosso lavoro, un lavoro di partnership, sì, anche con l'università. Ma voi state facendo anche della didattica all'interno delle aziende sanitarie, vero? Per sì, preparare le nuove figure infermieristiche. Sì, ci sono dei corsi di perfezionamento, dei master, il collegio collaboriamo in maniera attiva. Come associazione sì, diamo uno spazio, essendo un'associazione di volontariato, diamo uno spazio proprio per magari approfondire determinate tematiche richieste dai cittadini e cercare di portare formazione e informazione sanitaria nel territorio. Io mi ricordo una delle vostre manifestazioni per i cittadini per i vaccini, a favore dei vaccini, e adesso vedete che cosa sta succedendo quando viene fuori che si può morire di morbillo proprio perché la gente non ha seguito le indicazioni che vengono date proprio dai professionisti. Certo. È una bella cosa questa. Castellan, la risposta c'è. C'è una buona risposta anche come iscrizione alle facoltà di medicina, alle facoltà di infermieristica? Sì, noi come iscrizione è a numero chiuso, sì, le domande superano... Le domande superano le possibilità, quindi, però bisognerebbe allargare il numero chiuso, vero? Mi pare che sia un po' troppo ristretto. Fortunatamente la Regione Veneto ha dato come disponibilità i 1200 posti all'anno nella sì, Regione Veneto contro una direttiva ministeriale che prevedeva per la Regione 400 sì, posti. Quindi questo per fortuna la Regione sì, Veneto ci pensa. Perché fortunatamente alla base c'è un progetto, il sì, progetto è proprio quello territoriale, quello di sì, mettere all'interno delle aree funzionali territoriali che stanno sì, aggregazioni di medici di famiglia, no? Anche infermieri che sono in grado di dare risposte sì, alla cittadinanza. E lì farebbero il codice bianco, lo farebbero presso le UTAP, diciamo. Il progetto prevederebbe proprio questo, quindi sì, se il codice divide, ad esempio, un paziente con scompenso cardiaco può sì, essere un scompenso cardiaco grave, non grave, sì, più o meno, sì, no? E allora il più grave, quello che ha la fase acuta, andrà nell'ospedale UB, sì, la fase intermedia potrebbe andare all'ospedale SPOC, la fase da codice bianco potrebbe andare sì, nell'ospedale. Sì, i primi sintomi, vedere se si aggrava, si può. È chiaro, se è giovane, probabilmente andrà nell'ospedale. È giusto che ci sia una riorganizzazione. Sì. Il problema sarà se un paziente che deve andare nelle AFT va nell'ospedale UB.
questo caso nasce il programma. Per questo serve la filiera professionale che coordina, che gestisce, che valuta queste... Quindi è importante, quindi la preparazione anche tecnica del personale, come è importante che la gente venga informata. Ecco perché è qui anche Mazzucato questa sera. Sì. Se mi permetto, magari così ne approfittiamo, anche fra qualche giorno abbiamo la festa degli infermieri, il 12 maggio festeggiamo proprio la festa, è una festa nazionale giornata, per ricordare l'infermiere. È la giornata nazionale per valorizzare l'infermiere, ricordarlo, e a Padova il collegio... Sì, noi organizziamo come collegio professionale un convegno innanzitutto che è dedicato alla violenza in ambito sanitario. Violenza perché stanno sicuramente aumentando i fenomeni di violenza all'interno degli ospedali a carico degli infermieri, non a carico dei pazienti, anche se abbiamo delle notizie di cronaca purtroppo nera e ci allontaniamo ovviamente da queste manifestazioni. Ma sono violenti nei riguardi degli infermieri? Perché molte volte le 10 ore d'attesa al pronto soccorso comportano delle... Ecco, questo nei confronti del professionista dobbiamo riconoscere quindi agli infermieri almeno una volta l'anno? Almeno 12 maggio. Non solo una volta all'anno, anche però almeno ricordarlo il 12 maggio. Certo, il 12 maggio diciamo che è la data in cui noi ricordiamo un'infermieristica moderna, quindi il passaggio da un'infermieristica dedicata essenzialmente all'esecutore, prima parlavamo quella storica, e punture, eccetera. Insomma, adesso gli infermieri sono dei tecnici, sono dei laureati, sono delle persone con un sacco di cultura, con un sacco di competenze, non sono più l'infermiere di una volta, di quelli che noi, così, i nostri nonni, i nostri zii ricordavano. Sono completamente figure diverse. Sì, hanno una responsabilità di programmazione, pianificazione, di presa in carico, di rispondere anche delle proprie e sono presenti sia nella direzione sanitaria, sia nelle cliniche, sia nei poliambulatori, sia nei domicilio. Cioè, gli infermieri sono una professione con molte competenze in svariati campi, ecco, questo è in svariati ambiti. Sia dal punto di vista clinico, quindi lo sviluppo della presa in carico della persona, quello che vediamo tutti i giorni nei reparti, nell'assistenza domiciliare, nei pronti soccorsi, uno sviluppo anche organizzativo che vediamo nella gestione dei processi organizzativi, quindi gestione del personale pura, fino alla direzione di struttura complessa, quindi i primari sono direttori di struttura complessa e possono essere anche infermieri in futuro. Certo, sono già infermieri. In alcune aziende i direttori di servizi delle professioni hanno strutture complesse, strutture semplici di gestione dell'area territoriale, ospedaliera, di gestione di processi clinici, di gestione di coordinamento, i coordinatori. Quindi è proprio una rivoluzione culturale. Quindi più aspetti, più professioni all'interno della stessa professione. Quindi diventa anche un sistema organizzativo diverso. Se posso aggiungere, anche essendo un volontario da vecchia data della Croce Verde di Padova, l'infermiere ha anche una grande valenza nell'emergenza, quindi già come in altri territori, in altre aziende, l'infermiere in ambulanza è quel valore aggiunto che viene dato nel soccorso sanitario in strada. In questo momento gli infermieri in ambulanza li abbiamo solo come volontari. Speriamo di averli presto anche come professionisti dell'emergenza nell'ambulanza e non solo come il Fabio Mazzucato, volontario che quella sera, fortunato che ci capita, perché c'ha dentro un infermiere esperto nell'emergenza. Ecco, queste sono le belle cose che in futuro avremo. Ecco. E a Bologna esiste già l'infermiere nell'emergenza. Allora io volevo ringraziare Castellan e Mazzucato. Grazie. Una parola da dire ai giovani: scegliete pure di fare gli infermieri? È una professione dinamica, una bellissima professione e si sta a contatto con le persone, si fa del bene. E c'è una grande soddisfazione, vero? Una gratificazione. Sicuramente è una professione di aiuto, quindi questo quello che riscontriamo nelle persone, c'è una grossa restituzione di quello che si fa. Lui poi fa anche la dirigenza sanitaria clinica, lui, vero? Sì. Serve però una propensione a certo, ci vuole quello che vuole farlo. Ma Castellan, per esempio, è uno di questi, il dottor Castellan. Speriamo di fare il nostro lavoro. Allora, io vi ringrazio infinitamente per aver presentato questo nuovo modo di essere infermieri nella sanità che cambia. E non cambiano gli infermieri, diventano diversi completamente. E la sanità cambia perché c'è la disponibilità degli infermieri ad assumere dei ruoli diversi nell'organizzazione più moderna. Grazie a voi per esserci, grazie alla Regione Veneto con cui collaborate, e quindi ci vediamo ancora qualche altra volta per parlarne. E a voi tutti vi aspetto alla prossima.